Salita da Porcen al Sassumà. Si lascia la strada asfaltata dopo 5 km, 6, anzi, prendendo una strada in terra battuta a destra e si percorrono alcune centinaia di metri prima di salire sul vecchio sentiero sopra la strada. Il sentiero, ben evidente, passa nel bosco di grossi faggi e pecci. Un tempo, prima della seconda guerra mondiale, era prato e venivano pascolate delle vacche. C'era pure una piccola casera. Oramai vicini al margine che si raggiunge partendo dalla sterrata in una ventina di minuti. A pochi metri dallo spartiacque, posto a 1420 metri circa, i resti dell'antica casera. Siamo sul punto più basso dell'arco di monti che va dal Tomatico a est a Sassumà all'estremo ovest. Qui una vista da questo giogo verso est, verso il Monte Santo. Ora proseguiamo a ovest verso il Sassumà. Il versante sud, erboso e scosceso, completamente diverso rispetto al versante nord, boscoso e meno ripido. In lontananza vediamo le bocchette, la conca in parte innevata delle bocchette. Siamo sulla testata della Val Sassumà, vediamo bene il Monte Peurna e un'anticima dello stesso Sassumà. Ecco cima Sassumà, vista dall'anticima immediatamente ad est della stessa. Oltre Sassumà, l'altipiano d'Asiago, Collisser e Enigo. Perché il nome Sassumà? Forse per le grosse pietre che si vedono nel versante sud, brecce che, essendo più resistenti, non sono state oggetto dell'erosione che invece ha sciolto il materiale attorno a quelle, lasciandole in evidenza. Cima Sassumà a 1510 metri. Andando verso est, l'arco che dal Tomatico attraverso il Monte Santo, che è il punto più a sud dell'arco stesso, arriva al Sassumà, estremo occidentale dell'arco. Malga Sassumà, all'ombra della collina che a sud la ripara. La piana di Alano, le anse della Piave e lontano il luccichio dell'Adriatico. La parte sommitale del Sassumà con le cimette da Sassumà vista sul Cimonega, sulle cime emergenti dietro le vette di Feltre delle Pale di San Martino, sui Lagorai e su Cima d'Asta, sulla Sella e il Col de Gaio a 1418 metri.